Allora, io mi chiamo Povia, non Povia, sono di origini meridionali, precisamente di Napoli, Sicilia e Puglia. E sono cresciuto a Milano e i miei amici milanesi mi dicevano che non dovevo mai dire che ero di origini meridionali perché il meridionale puzza, è sporco, ruba il lavoro agli altri ed è mafioso. E io crescevo con questa cognizione. Poi, signora, ha ragione, ho cominciato a studiare la storia, quella che non ci hanno raccontato. E ho cominciato a studiare i revisionisti, no? Quelli che, insomma, contestano un pochettino questa unità d'Italia fatta soltanto da 1000 persone, con un sud che era degradato, che invece aveva il doppio delle ricchezze del nord. E allora, terroni! Ho scritto una canzone, l'ho presentata a Sanremo nel 2011 per i 150 anni dell'unità d'Italia, ma non l'hanno presa. Manda la traccia 2, poi facciamo I bambini fanno VVB. Questo è il mio inno. C'era una volta il regno delle due Sicilie, che era tutto il sud Italia. Dall'Abruzzo e dal Basso Lazio in giù, compresa la Sicilia, potenza industriale e militare, il sud era ricco, ma poi venne Garibaldi, fece l'unità d'Italia e il sud divenne povero e cadde a picco. C'era una volta una nazione che si chiamava Meridione. Il suo re era Ferdinando II di Borbone. Non esisteva immigrazione, non c'era disoccupazione. Con i suoi pregi e i suoi difetti c'era una volta il meridione. C'era una volta, ma poi venne Garibaldi. C'era una volta a rubare oro e soldi. C'era una volta, ma la vera storia è che prima dell'unità d'Italia al sud nessuno emigrava, al sud la gente si amava, al sud si lavorava, questo prima dell'unità d'Italia. Ferdinando morì e lasciò il trono al figlio Francesco, che sposò Maria Sofia, una ragazza di Baviera. Sempre uniti nelle battaglie, dal Volturno a Gaeta, aiutavano i soldati feriti, compresi i nemici. Ma quei giorni segnarono la fine del regno e di un patrimonio lasciato al mondo. La prima ferrovia, la prima cattedra in economia, le miniere di zolfo, la prima flotta mercantile e militare. Federico II, lingua italiana, scuola siciliana, la scienza, la filosofia, le tasse più basse, le industrie, Mongiana, Pietrarsa, Castellammare, eccetera, eccetera. E c'era una volta, ma poi venne Garibaldi. C'era una volta e rubò i soldati e i soldi. C'era una volta, ma la vera storia è che prima dell'unità d'Italia al sud nessuno emigrava, al sud la gente si amava, al sud si lavorava, questo prima dell'unità d'Italia. E a tutti gli emigranti del mondo che hanno lasciato nel sud l'anima, la terra e tutto il cuore. Molti non sanno che il sud era ricco e very good. Sud Italia Basel. Sì, ma prima dell'unità d'Italia al sud nessuno emigrava, al sud la gente si amava, al sud si lavorava. Questo prima dell'unità d'Italia al sud c'è sempre la festa, al sud l'aria è diversa, al sud nel bene e nel male, sole, 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 è tutto un altro sole. Dall'unità d'Italia milioni di emigranti nel mondo
che dalle navi in partenza lanciavano un gomitolo di lana ai loro cari rimasti a terra. La nave si allontanava, il gomitolo si srotolava finché si spezzava. E noi dobbiamo riunire il mondo al sud. Al sud, nel bene e nel male, sole, 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 è tutto una